La tecnologia ha permesso passi avanti nella protesizzazione. Un tempo quelli che erano degli amplificatori elettronici oggi sono dei piccoli computer che permettono la gestione precisa del recupero della perdita dell'udito e quindi permettono un comfort che diventa non solo un comfort acustico ma anche un comfort meccanico, dove indossare la protesi acustica non è più un qualcosa di invasivo all'interno del nostro condotto, ma è un prodotto molto leggero che viene chiamato lo indosso e lo dimentico. Sento meglio ma non ho quel fastidio, quell'ingombro di una protesi, purtroppo si chiama protesi acustica. I prodotti oggi è scontato ormai che diventano dei prodotti invisibili, cioè vanno completamente all'interno del nostro condotto, sono molto piccoli, questo grazie alla tecnologia, quindi permettono una scomparsa totale del dispositivo. Ci sono dei prodotti che vengono montati anche sulle astine degli occhiali, qui ne ho un prototipo. Un tempo era un'astina molto ingombrante, l'elettronica era molto grande, oggi c'è solo una piccola parte che va nella parte finale della stanghetta, qui una volta indossato va a mimetizzarsi con una stanghetta qualsiasi. La scelta se montarlo sulla stanghetta o montarlo all'interno dell'orecchio o dietro il padiglione auricolare molte volte è dettato dal tipo di sordità. Noi qui alla Maico facciamo delle prove gratuite dell'udito, non solo qui nella sede o nelle nostre sedi che sono presenti in tutta la provincia di Udine. Ricordiamo la sede di Udine, la sede di Tolmezzo, abbiamo un centro anche a Cividale, un centro a Trieste e poi se vogliamo spaziare abbiamo Codroipo e se vogliamo anche un po' invadere la parte delle altre province, poi parliamo di Gorizia, Monfalcone, Pordenone e dopo andiamo anche in Veneto, insomma. Comunque da noi si possono fare le prove dell'udito qui nella sede, ma oggi molte persone non possono muoversi, non riescono a muoversi, basta chiamare e veniamo a domicilio. Venire a fare la prova dell'udito a domicilio non significa fare una prova più scarsa, ma significa chiamare un tecnico qualificato, un audioprotesista, che ha dietro tutta l'attrezzatura per fare una corretta prova dell'udito, guardare all'interno del condotto per vedere se il condotto è a posto, se ci sono magari tappi di cerume o delle alterazioni o patologie. Fare la prova dell'udito a domicilio è un ottimo servizio che permette anche in un secondo momento eventualmente una prova, un'applicazione con tutta la tecnologia che i nostri tecnici hanno a disposizione per il trasporto e l'assistenza alla visita a domicilio. Ricordo che dopo comunque, a parte la visita a domicilio, rimane anche se uno vuole avvalersi dei nostri prodotti a un servizio che rimarrà sempre a domicilio.